Allora, ci racconti quest'anno come è andata con il premio Olio dell'Abate, perché è stato dato a queste due aziende che ricordiamo, Corte Tomasin e Litas. Allora, quest'anno per il premio Olio dell'Abate si sono presentate 11 aziende con 24 diversi campioni, quindi ogni azienda ha presentato più di una tipologia di olio, suddivisa in base alla varietà, eccetera. C'è stato un assaggio preliminare presso l'Istituto Tecnico Agrario Paolino d'Aquileia, dove sono stati divisi gli oli in delicati e decisi, questo proprio perché se no diventa difficile fare una graduatoria tra prodotti con caratteristiche completamente differenti. Fatto questo, sono stati sottoposti a un assaggio secondo le metodologie del panel test, erano tutti gli oli, anche quelli tutti quanti, anche delicati, senza difetti assolutamente, che tutti perfetti extravergini. Questo era attestato anche dalle analisi chimiche fatte sempre presso l'Istituto Tecnico Agrario Paolino d'Aquileia. E quindi sono stati assaggiati valutando cosa? Essenzialmente il fruttato, l'amaro e il piccante. L'amaro e il piccante sono caratteristiche positive degli oli. Va da sé che gli oli delicati avevano degli amari e dei piccanti più leggeri, molto più leggeri degli oli decisi. E poi all'interno di ognuno di questi, delle due categorie, sono state costruite due graduatorie, sulla base di cosa? Un po' dell'equilibrio generale delle tre caratteristiche, soprattutto delle due, amaro e piccante, e anche dell'armonia tra il fruttato, l'amaro e il piccante, e sono risultati quindi quelli migliori da questo punto di vista, anche se è stato molto arduo decidere quali fossero, la qualità era altissima. Un olio prodotto dall'Istituto Tecnico Agrario Paolino d'Aquileia, è un olio prodotto dall'azienda Corte Tomasin di Castios di Strada nella categoria oli decisi, nella categoria oli delicati viceversa quello del Paolino d'Aquileia. Quindi è stata un'edizione quasi record come numero di prodotti, come qualità dei prodotti. L'anno scorso l'annata è stata buona, però attesta anche il fatto che i nostri produttori veramente hanno imparato tanto come produrre un olio di elevata qualità. Corte Tomasin consegue quest'anno il prestigioso premio Olio dell'Abate 23. Come siete arrivati a questo ottimo risultato? Siamo arrivati anche per scherzo, perché nel 2004 abbiamo iniziato a fare le prime piantagioni di olivo, cambiando un po' il sistema aziendale, e nel 2014 abbiamo inserito il frantoio aziendale e da lì abbiamo iniziato un po' a capire le varietà degli olivi, l'olio che ne esce, a fare le prime etichette. E pian piano abbiamo sempre cercato di migliorare e come oggi all'improvviso, all'insaputa, siamo riusciti a ottenere questo premio e siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto. Complimenti. Grazie. Importante e prestigioso premio dell'Abate. Come avete conseguito e come siete arrivati a questo importante traguardo? Allora, innanzitutto questo è un premio che ovviamente ci riempie d'orgoglio, e non è il primo premio che fortunatamente abbiamo conseguito quest'anno. Innanzitutto noi abbiamo coinvolto in tutte le fasi anche i nostri allievi che hanno la possibilità di sperimentare quello che è il lavoro che viene eseguito nell'oliveto, e poi hanno anche seguito tutte le fasi che vengono svolte appunto all'interno del frantoio. E cerchiamo di curare tutto l'aspetto della coltivazione il più possibile. Inoltre cerchiamo anche di compiere tutte le operazioni che vengono svolte all'interno del frantoio con la massima cura, rispettando tutti i parametri che ci permettono poi di avere un olio extravergine di oliva. Avete un frantoio e quindi anche il territorio conferisce al nostro frantoio. Sì, esatto, abbiamo un frantoio e lavoriamo anche conto terzi. Inoltre lavoriamo anche per chi appunto ci richiede di lavorare olive di tipo biologico, quindi abbiamo la certificazione che ci permette di poterlo fare. Abbiamo qui anche i ragazzi che sono studenti dell'Istituto Paolino d'Aquileia Friuli. Riccardo, cosa significa oggi essere iscritti a una scuola di questo tipo, un istituto tecnico agrario di questo tipo, che è un po' orientato come un campus, no? Fate molta esperienza dal vivo, e tu vieni da una famiglia che ha già una tradizione di questo tipo?
tipo o sei tu una novità? Io sono stato il primo a venire in questa scuola, non ho appunto azienda, però sono sempre stato interessato nell'ambito dell'ambiente, di tenermi cura appunto anche dei miei campi di famiglia. E ovviamente anche per noi è assolutamente un orgoglio aver ricevuto questo premio. E cosa significa iscriversi a questa scuola? È una scuola che ci dà grandi opportunità, non solo nell'ambito delle olive come abbiamo ricevuto il premio, ma anche nell'ambito vitivinicolo abbiamo la nostra cantina, ma anche abbiamo le vacche con cui produciamo dei prodotti ovviamente come formaggi o come yogurt. Quindi è una scuola che dà molte opportunità non solo di studio ma anche per il futuro. Quindi Una buona scelta. una buona scelta, sì, assolutamente.